Buon pomeriggio, carissimi miei amici. In questo momento, ore 13:30, sono in zona agricola nel Veronese, nelle campagne del Veronese, nei pressi di una cantina. Carissimi amici, guardate dalla strada cosa ho visto. Il Marvin subito si è precipitato, si è fatto aprire la porta, non ci ha pensato sopra due volte ad esprimere tutta la sua passione, la sua eccitazione. E guardate cosa vado a trovare. Carissimi amici, guardate, è davvero fantastico. Un Fiat 662 N3P, guida destra, davvero fantastico. Erano anni che io non lo vedevo, forse non l'ho mai visto. Guardate cari amici, questo Fiat 662. Ho subito chiamato il mio amico Giorgio, gli ho detto: guarda Giorgio, potrebbe darsi che ci sia l'ipotesi di vendita, sei interessato? Guarda Giorgio, te lo sto filmando, è davvero spettacolo. Guardate cari amici, un Fiat 662 in zona agricola. Carissimi amici, guardate, sono qua per ora indisturbato, ve lo posso filmare, mi hanno dato anche il permesso di fare il filmato e di documentare tutto quanto per voi. Carissimi amici, guarda Roberto, ti ho messo anche l'adesivo del light sul vetro, uno è volato, però guarda, vedi che ti ricordo anche qua tutti gli amici dell'associazione, tutti gli appassionati di camion. Guarda qua Giuliano, gran colpo. Adesso ci portiamo sui dettagli. Guardate cari amici, davvero spettacolare. Ci vorrebbe qua un intenditore, uno che dica le caratteristiche di questo camion. Io ve lo posso così esprimere, così con la mia voce, col mio senso amatoriale. Guardate carissimi amici, è spettacolo. Vi faccio vedere i dettagli. Guardate, il camion va perfettamente, l'hanno usato fino all'ultima vendemmia. Guardate, è spettacolo. Guardate carissimi amici, un camion davvero conservato molto bene, come piace a me. Guardate carissimi amici, sono qua nel Veronese, sono sceso in questi giorni, sono sceso oggi nel Veronese proprio perché c'era una chicca da documentare, un musone Mercedes ibrido, che sono riuscito ad avere il permesso anche per fare questo filmato, e che pomeriggio andrò a fare il filmato di questo ritrovo. Ma intanto dalla strada, passando in queste zone, il Marvin ha adocchiato questo camion, non si è fatto pregare, ha subito chiesto, è entrato nella proprietà per portare a casa il trofeo per voi. Guardate carissimi amici, un pezzo di storia, un 662 che nel mio archivio di video mancava. Qua il mio amico Renato non c'è, caro Renato, per fare queste chicche bisogna muoversi anche a vuoto, carissimo Renato. Guarda qua, ecco qua carissimi amici, cerco di documentarvelo come posso. In questo momento ho il sole, però guardate qua. Dopo facciamo il giro di tutto il camion. Carissimi amici, guardate, Fiat 662, un 2 assi, spettacolo. Ve lo faccio vedere con calma. Guardate cari amici, è davvero, sono anch'io contento, felice, insomma. Non avrei mai pensato di trovare un camion così a 100 km da casa mia. Nelle nostre zone ormai questi camion sono scomparsi, dobbiamo scendere nel selvaggio Veneto ancora per vedere qualcosa. Guardate, lo dedico anche qua agli amici dei camion, a tutti quelli che seguono i miei video. Voglio dedicarlo anche agli amici di camion storici nord-est, perché seguo anche loro. Guarda Stefano qua cosa ti ho trovato. A te Stefano ti piacciono i trattori? Insomma guardate, lo filmo per la mia associazione ma per tutti quanti, perché insomma la passione dei camion deve unire tutti quanti, non solo bandiere, siamo tutti uguali, abbiamo tutti la stessa passione. Guardate carissimi amici, spettacolo, guardate, brividi, ancora una volta, il Marvin ha calato l'asso, guardate,
Questi erano i vecchi Fiat. Questi sì che erano i Fiat. Una volta con questi Fiat non c'era la crisi. Guardate. Spettacolo. Da brividi. Guardate. Sono qua indisturbato, ve lo faccio vedere con calma, speriamo che il filmato venga. Altrimenti devo scendere un'altra volta qua nel Veronese, vengo volentieri lo stesso. Il camion non scappa. È davvero spettacolare. Chiudiamo qua il collegamento qua, salutando tutti gli amici. Guarda Giorgio qua. Facci un pensierino a questo camion, è molto interessante. Ho preso il recapito qua, vediamo poi se lo vendono. Il ragazzo mi ha detto che lui insomma non se ne fa niente, insomma non ha passione per queste cose. Vabbè, ho detto dai, cerchiamo di trovare qua un acquirente, uno che lo possa vedere, salvare. Adesso vediamo, saliamo su questo posto guida. Guardate carissimi amici, sono sul posto guida, la diretta del Marvin continua. È quello che è qua, c'è il sole in questo momento che mi abbaglia, però guardate, carissimi amici, vi faccio vedere, c'è il profumo vintage, il profumo di quegli anni ancora in questo camion, si respira a pieni polmoni. Guarda Renato qua, cosa ti ho trovato? Non ci sei, insomma, bisogna spostarsi, anche andare a vuoto. Davvero spettacolo. Guardate, ero preoccupato, non sapevo che video mettere su per il sabato. E guardate cosa vado a trovare, inaspettatamente. Fiat 662. Spettacolo. Carissimi amici, vi ho fatto vedere il camion ancora una volta. Ce lo siamo goduto tutto. E chiudo qua il collegamento. Recupero qua gli adesivi dell'Aite. E poi si parte. Si va a filmare. L'ibrido Mercedes. Anni 40, lo sfascio totale. Il Marvin non si deve fermare. La storia scappa da un giorno all'altro. Bisogna catturare più che si può. Carissimi amici, un abbraccio a tutti quanti voi. Spero che insomma siete contenti di questo filmato. Per me è un gran colpo. Spettacolo. Ciao a tutti e alla prossima.